Quest'onda ha investito direttamente Longarone, spazzando Longarone, Pirago, Rivalta. Ecco, una parte di essa si è aperta verso nord, spazzando via la parte più periferica, più verso il Piave del paese di Codissago e naturalmente spazzando via la zona di Malcolm, e un'altra parte invece ha trovato sfogo libero verso il letto, verso Belluno, verso la Val Belluna, sul letto del Piave. Il boato è l'onda che spazza via tutto, portando con sé 1910 vite di uomini, donne, bambini. Un ricordo indelebile nella memoria di chi ha vissuto la tragedia del Vajont sulla propria pelle o attraverso il racconto o le immagini che anche dopo 56 anni non smettono di commuovere ed indignare. Il dramma del Vajont attraverso gli occhi, i ricordi, le lacrime e la rabbia di chi ha vissuto quella notte è stato un successo di ascolti, la serata che Antenna 3 ha voluto dedicare all'anniversario di quella tragica notte, trasmettendo 2 documentari su una delle più grandi sciagure causate dall'uomo. Oltre 150.000 persone che si sono fermate a guardare Antenna 3 a testimonianza di quanto il ricordo di quella tragedia, come la volontà di non dimenticare e di saperne di più, sia ancora vivo tra i veneti. Ponemmo tutti i morti, erano 77, nelle bare, non chiudendo completamente il coperchio affinché si vedesse la faccia. 22:39 del 9 ottobre 1963. Le lancette dell'orologio sono ferme lì, soprattutto per chi, anche se era solo un bimbo, è scampato per caso a quella tragedia immensa. In pratica io poi mi sono trovata sottoterra, avevo fatto 350 metri in linea d'aria di volo, ero totalmente sottoterra, avevo fuori un piede e una mano solo. Quindi tu eri nel tuo letto, ma con l'arrivo dell'ondata hai fatto 350 metri. Sì, anche di più tenendo conto, però insomma... Quindi da casa fino a vicino alla scuola, se non ricordo male. Sì, al di là della scuola, dove c'è uno spiazzo, dove i bambini giocavano a calcio e così, e quei 30 bambini che ci siamo salvati quella notte sono stati trovati, la maggior parte sono stati trovati lì.